Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Che c'è la mano quando saluta? Sì, è normale. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Carmine. Ragazzi, sono nate le storie su Instagram, su Facebook, su WhatsApp, ma sono partite da Snapchat. Perché? Perché Mark Zuckerberg voleva acquistare Snapchat. Non ce l'hanno voluto, ha attivato la chiavetta, chi usa Blitz, ha detto faccia di tutto cosa, tale qua Snapchat. Infatti se mandate le foto su Facebook, vedete che si possono mettere gli effetti come stanno su Snapchat. Quindi poco ha fatto la storia coppa Instagram, l'ha spostato pure coppa Facebook, poi ha fatto la storia coppa WhatsApp, poi vedete storie tutto quanto, ma lasciate una storia perché sennò la storia la raccontiamo noi. Bravo, e noi vi raccontiamo una storia. C'era una volta Mark Zuckerberg, lui andava a scuola un ragazzo normale, a buscare un gattuano, era un ragazzo normale come tutti quanti. La sua storia, ecco, mo faccio fatta la storia, perché comunque... Allora, Mark Zuckerberg era un bambino un po' speciale, perché teneva i soldi assai. E lui andava a pazzo per i succhi di frutta, infatti dicevamo, guarda la scuola Zuckerberg, giocava. Se infatti la maestra parlava, e si giocava. Cioè guarda su Zuckerberg, è bella e buona, se andava la maestra, cosa, picchiava Mark Zuckerberg, ma ci trovava un po' libero, e faceva Facebook. Faccia il Facebook. Ma cosa successe? Che Mark Zuckerberg si industriava, cercò lui fa trarre tutto giù le pure, e quindi giocava. Puzzava la cannuccia, pigliava un libro, sbattette in aria, se no lo stesso invece togli il libro in aria, buchi in aria, e poi buchi in aria, buchi in aria, perché buchi in inglese in aria, quindi buchi in aria, a chi e nacque l'altro Instagram, perché dice te, Instagram, è nata la sorella di Mark Zuckerberg, infatti Instagram è dedicata a lei, e si chiama Lisa, che si chiama Lisa Calma, allora c'è Lisa Calma, e c'è Instagram, è nato, sempre fatto un buchi in aria, poi quando ha letto il libro, e t'ha finito in capa, e che pacchetta un bidello, dopo bidello, arriva e sei dentro il bagno e va a fare una cosa sopra, c'è un bidello, quando tu fai la sul bidello, e se c'è un bidello, e che te la sentavi, c'è preso, sul bidello in tasca, e comunque, bella e buona, c'è che c'è preso vicino a Mark Zuckerberg, che fa tu parti, dice, sì, è entrata vicino di me, capite, e tu, che calma fa, che vicino faccia, usata la pace e nasce Snapchat. Snapchat, perché poi ci facevo usare? Non usate pesce, usate pere, usate mele. E taglio, ma tu perché dire usate? E io tu sempre, se io frutta la yoga, frutta, io Zuckerberg, tenevo usate proprio i frutta. E infatti sarà metto proprio un posto di frutta, come sta venendo per canale, o tenevo Mark Zuckerberg in stonzi. Troppo Snapchat, troppo Facebook, troppo Instagram, che nasce WhatsApp, perché nasce WhatsApp? Perché WhatsApp nasce, perché per lui si trova, Mark Zuckerberg è una campagna con nonna. Allora, Mark Zuckerberg teneva i giri soldi, Jenny, che voleva di cama? Se sempre un telefono in mano, per favore. Non ci dice, sì, meglio WhatsApp. E dice tu, me la ispirazione, WhatsApp. Certo, no, noi vogliamo una cosa più vera. E infatti, tu sai il pollice, il suo pollice è ospitale. Sì, voglio una tua avuto le tue frutte. E chi vuole una Zuckerberg. Come guardi, ma Zuckerberg ne sono.